E arrivare a deturpare un'opera che è stata fatta pro bono, quindi beneficenza, per portare il bello, tra l'altro nel mio paese nativo, e trovarla dopo qualche mese deturpata è triste, non ci sono tante parole. Due bambini da un lato, i volti sorridenti, il cuore nelle mani e quel messaggio d'amore che Manuel Giacometti, noto street artist, sta portando in giro per il Veneto e per l'Italia da tempo. Dall'altro lato, scritte e scarabocchi e una centralina vandalizzata. La terza in ordine di tempo dopo quella di Roncade, dove Manuel aveva realizzato il disegno di una bambina, e quella di Volpago, sulla cabina proprio fuori dal casello della superstrada pedemontana veneta. Un danno non solo ad un manufatto, ma anche ad un messaggio di pace e amore e al lavoro di chi ha investito tempo e risorse. E c'è sicuramente della rabbia dentro una persona che arriva a fare queste gesta. La cosa che mi lascia perplesso è che con tutti i muri inutili che abbiamo in giro per il comune, per la provincia, vedi zone industriali completamente abbandonate, devono andare a deturpare un muro che comunque ci sono state delle persone che hanno speso tempo, denaro, fatica. Riparare al danno non sarà poi così immediato, la centralina è di proprietà di distribuzione, dunque il muro è privato, serviranno autorizzazioni, tempo, denaro per i materiali. Manuel è già in contatto con entrambi i comuni, Maserata e Volpago. Love is key, l'amore è la chiave, il messaggio che il murale sveicola. Nel tempo è stato capace di creare una traccia, in tanti hanno aderito al progetto, mandando foto di se stessi con in mano lo stesso cuore, famiglie come tante, perché il messaggio d'amore sia più forte di un gesto come questo.